ore sulle Dolomiti, prima sul Nuvolau e poi sul Monte Padon, dove una 52enne mestrina resta sepolta dalla neve, è stata salvata in extremis. È recuperato stamane il corpo della trentenne travolta dalla valanga sul lago Rai. Ieri l'amico di Noale è operato in queste ore. Nel giorno della tragedia della Marmolada l'estate scorsa la donna era a poca distanza dal luogo del disastro. Stop al secondo giorno di sciopero dei benzinai. Dopo FAIB anche le altre sigle decidono di riaprire le pompe. Lo facciamo per gli utenti, non certo per il governo. Resta la mobilitazione. Paura sulla Valsugana, Cittadella, 63enne, autista di scuola, bus viene colto da malore al volante, il mezzo si schianta contro un pullman, per l'uomo nulla da fare, appena scaricato gli studenti, strage sfiorata. L'avvocato padovano Fabio Pinelli, eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Zai, Assiri e Morisi tra i leghisti che ha difeso. Era stremato e bloccato vicino ad un canale. Stamane a Verona la presenza di un lupo ha fatto scattare l'allarme. L'animale è salvato dai vigili del fuoco, è arrivato in città probabilmente dalla Lessinia. La storia di Matteo Crespan, giovane allenatore di Treviso che 10 giorni fa si è trasferito in Mozambico per insegnare il rugby ai ragazzi della capitale Maputo. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo dunque con le due valanghe che si sono staccate questa mattina sulla Marmolada. La seconda ha travolto una sciatrice veneziana che è stata salvata in pochi minuti anche grazie alle dotazioni, alla tecnologia che aveva con sé. Sfiorata la tragedia questa mattina per due valanghe che a pochi minuti di distanza l'una dall'altra si sono staccate sulle Dolomiti. La prima intorno alle 12:30, quando il 118 viene attivato per un primo distacco di piccole dimensioni finito sulla pista Fedare sul Nuvolau, nella zona dove 10 giorni fa aveva perso la vita la 34enne veneziana, maestra di sci Giulia Ramelli, travolta da una valanga. Il soccorso pista della Guardia di Finanza intervenuto provvede alla bonifica escludendo la presenza di coinvolti. Mentre sta atterrando in supporto alle operazioni l'elicottero dell'Air Service Center con a bordo equip medica, tecnico di elisoccorso e unità cinofila, l'equipaggio viene immediatamente dirottato sulla seconda valanga non distante dalla pista sul Monte Padon di fronte alla Marmolada. Fuori pista un gruppo di ragazzi era uscito e una signora è stata travolta. E qui è intervenuto il personale che era presente sul posto e i suoi compagni l'hanno localizzata e sono riusciti a addestrarla in tempi celeri e alla fine salvargli la vita, no? Perché poi l'immediato è sempre quello, la cosa fondamentale. La sciatrice, una 52enne di Mestre, viene subito soccorsa dal personale medico sbarcato nelle vicinanze per i possibili traumi riportati e per la probabile ipotermia e poi trasportata all'ospedale. Fondamentali sono state le dotazioni, sonda, pala e arva di cui erano in possesso sia la donna che gli altri sciatori con lei. Era fondamentale che in questo caso avessero questa strumentazione, altrimenti la ragazza probabilmente non sarebbe rimasta in vita. Barattin, nell'invitare ad allenarsi all'autosoccorso e a dotarsi di tutta la strumentazione necessaria, chiede di fare massima attenzione durante le uscite, visto che in questi giorni la neve fresca caduta si è appoggiata sopra la precedente neve ghiacciata. Questo, insieme al vento, ha creato degli accumuli a debole coesione. Rimarrà un grado alto perché 3, non dimentichiamo, in una scala da 1 a 5 non è la metà, ma la consideriamo come una scala logaritmica, quindi aumenta in modo esponenziale, quindi non dimentichiamo che si possono staccare valanghe spontanee, no? Anche di medie dimensioni, sui pendii sopra i 30-35 gradi. E proprio questa mattina a Sedico, sempre nel Bellunese, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin ha incontrato le amministrazioni dei comuni coinvolti nelle opere a tutela delle popolazioni dai fenomeni valanghivi. Neanche a farlo apposta, mentre due slavine si staccavano dai versanti delle montagne bellunesi, a Villa Pà di Sedico l'assessore all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottacin presenziava una conferenza proprio sul tema dello stato di avanzamento dei lavori di difesa dalle valanghe e i piani operativi di intervento della protezione civile. Piano di protezione civile che abbiamo attivato dopo l'uragano Vaia a causa dei siti valanghivi che si sono generati a causa della caduta degli alberi, in modo particolare quei siti valanghivi che possono creare
problemi ad abitazioni o viabilità. 29 gli interventi già avviati dal 2019 ad oggi, 22 in Agordino, 2 in Cadore e 5 in provincia di Vicenza. Interventi fondamentali per la sicurezza del territorio, ricalca Bottacin. Di questi alcuni hanno già raggiunto il completamento, altri sono in fase avanzata e altri ancora in itinere sulla base delle priorità di gestione del rischio. Il piano che è stato realizzato, un piano colossale che è stato impostato già subito dopo Vaia, quindi a fine 2018, rimane ancora in vigore, e anche di ulteriori nuovi siti, 5, probabilmente 5 o 6, che saranno interessati da nuovi cantieri. Interventi quindi a tutela e salvaguardia delle persone e delle infrastrutture per ridurre per quanto possibile i rischi derivanti dai fenomeni valanghivi. Le opere di difesa per le valanghe, mano a mano che vengono realizzate e collaudate, poi possono generare una riduzione del rischio nei nuovi siti valanghivi. Ed è stato recuperato questa mattina il corpo della trentenne sciatrice trentina travolta ieri dalla valanga sul lago Rai. L'amico di Noale è stato operato in queste ore. Nel giorno della tragedia della Marmolada, l'estate scorsa, la donna era a poca distanza dal luogo del disastro. È fuori pericolo, ma in queste ore in sala operatoria nell'ospedale Santa Chiara di Trento Guido Trevisan, il 46enne originario di Noale, che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sulla catena del Lago Rai, insieme ad Arianna Sittoni, trentenne del posto, che però non ce l'ha fatta. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dall'elisoccorso con il supporto degli operatori della stazione Bassa Valsugana del soccorso alpino. Per Trevisan, frattura scomposta alla gamba. I due erano partiti verso l'ora di pranzo per salire sulla vetta, pochi chilometri più in quota rispetto al rifugio Malga Caldenave sulla Marmolada, gestito da Trevisan e distrutto nel 2020 da una slavina. Salendo sono stati travolti. Il 46enne noalese è stato trovato cosciente e recuperato verso le 22:30. Per respirare sotto la neve era riuscito a creare una bolla d'aria. Forse quello l'ha aiutato a sopravvivere. L'allarme sarebbe stato dato dalla moglie di Trevisan, preoccupata perché non rientrava. E così soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco, 118 si sono messi alla ricerca dei due anche con l'aiuto di droni, fino al ritrovamento. La trentenne lo scorso 3 luglio aveva scritto un post intenso sulla tragedia in Marmolada, in cui hanno perso la vita 11 persone, mentre lei stava arrampicando non distante dal luogo dell'incidente. Ci trovavamo proprio lì, a sud della Marmolada, si legge. Ignari di tutto, scalavamo quella parete, mentre dall'altra parte un enorme pezzo di calotta si stava staccando, portandosi dietro tutto e tutti. Così vicini, ma così lontani. Benzinai, la mobilitazione resta, ma il secondo giorno di sciopero viene cancellato. Dopo un'altra giornata convulsa, anche le sigle che avevano promesso di mantenere lo stop per domani, ovvero Fegica e Figisc Confcommercio, oltre all'Associazione Gestori Carburanti Treviso, hanno revocato la seconda giornata di sciopero a favore degli automobilisti, tendono a precisare, non certo del governo. Anche quest'ultimo ennesimo tentativo di rimediare ad una situazione ormai logora, spiegano i gestori, non è riuscito ad evidenziare alcun elemento di concretezza che possa consentire anche solo di immaginare interventi sui gravissimi problemi del settore di contenimento strutturale dei prezzi. Appare ormai chiaro, aggiungono, che ogni tentativo di consigliare al governo ragionevolezza e concretezza non può o non vuole essere raccolto. Per questa ragione anche insistere nel proseguire nell'azione di sciopero, utilizzata per ottenere ascolto dal governo, non ha più alcuna ragione d'essere. Ennesimo incidente stradale mortale questa mattina a Cittadella, in provincia di Padova. Ha perso la vita nello scontro contro un autobus il conducente di uno scuolabus che aveva appena lasciato i bambini alla scuola di Pozzetto. Aveva appena lasciato i bambini alla scuola di Pozzetto, ma la corsa sul suo scuolabus si è fermata alle 8:10 in via Camora, lungo l'SS 47 Valsugana a Cittadella. Biagio Mugione ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, e si è scontrato contro un autobus di linea che arrivava da Bassano del Grappa, guidato da un 50enne di Galliera Veneta. Per Mugione, 63 anni, di Cardito nel napoletano, non c'è stato nulla da fare. Ferito l'autista, portato in ospedale a Cittadella per accertamenti, un botto tremendo.
Il primo a prestare soccorso ai 2 conducenti dei mezzi, Emanuele Busatto, che lavora proprio davanti al punto in cui si è verificato il sinistro. Ancora molto scosso ci ha raccontato la scena che gli si è presentata dinanzi e vedendo lo scuolabus la paura, subito scongiurata, che ci fossero dei bambini coinvolti. Soprattutto mi ha fatto paura il scuolabus perché pensavo ci fosse qualche bambino dentro. Fortunatamente è andata bene, una disgrazia. Ho sentito il clacson dell'autobus di linea e dopo subito il botto del frontale e siamo usciti, c'era l'autista del camion che seguiva il scuolabus e con un levarino abbiamo aperto il scuolabus ma non era cosciente l'autista. E dopo subito è arrivato il 118, i pompieri hanno aperto la porta dietro, l'hanno fatto uscire, però non era cosciente e dopo subito hanno constatato la morte subito dopo. Biagio Mugione, responsabile del personale che si occupa del trasporto scolastico nella zona di Pozzetto, era conosciuto come una persona molto responsabile. Lei era il nostro responsabile del servizio qua di Cittadella. E sì, è una persona bravissima, tranquillo, uno faceva il suo lavoro e purtroppo stamattina è successo quello che è successo. Non era uno che correva, assolutamente. Lo dico tranquillamente perché non ho nessun... Anzi, era uno... fiscale, sì. Per fortuna che non c'era nessuno, che era vuoto. Il tratto di Valsugana è stato chiuso al transito per ore, il traffico deviato dagli agenti della polizia locale di Cittadella sino a quando non sono state concluse le operazioni di rimozione dei 2 veicoli e rimessa in sicurezza la strada. Paura all'alba in A4 tra Cessalto e San Donà di Piave per un mezzo pesante che si è incendiato poco dopo le 5 per cause in fase di accertamento. Il tratto in direzione Trieste è stato chiuso per quasi 7 ore per consentire i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i sanitari del SUEM che hanno soccorso il conducente del mezzo, riuscito nel frattempo ad uscire dall'abitacolo e rimasto leggermente ferito. Poco prima delle 12 il tratto autostradale è stato riaperto al termine delle bonifiche della corsia di marcia. E nella notte incidente sempre in A4 nei pressi dello svincolo per la A13, un ferito. Poco dopo l'una di questa notte il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto lungo la A4 nei pressi dello svincolo per la A13 per il ribaltamento di un autotreno. Il bilancio è di un ferito, l'autista del mezzo. L'incidente è avvenuto in direzione di Trieste, infatti nel territorio di Padova non ha coinvolto altri veicoli. Le cause sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia. Sul posto per le operazioni di assistenza e recupero del mezzo sono intervenuti insieme al soccorso stradale gli ausiliari della viabilità. Complesse e prolungate le operazioni di recupero a causa dei danni gravi riportati dal mezzo pesante. La viabilità è tornata alla normalità intorno alle 6 di questa mattina, prima dell'ora di punta. Si è verificato comunque solo qualche rallentamento durante le operazioni di recupero, mentre è rimasto sempre aperto lo svincolo della A13 per Bologna. Un vasto incendio ha interessato un'azienda ittica di lavorazione e stoccaggio ad Ariano Polesine nel Rodigino, a ridosso della Romea. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Adria, Rovigo Est, Ferrara, Codigoro, Legnago e Cavarzere con 3 autopompe, 6 autobotti, tra cui un'autocisterna chilolitrica, 2 autoscale, un carro NBCR e complessivamente 35 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che era già generalizzato. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme alla parte già incendiata del capannone di quasi 5.000 metri quadri, evitando la propagazione alla parte ancora non aggredita dal fuoco. Coinvolta dalle fiamme una cisterna di olio per il confezionamento del pesce con decine di ettolitri di olio e l'impianto fotovoltaico. Gli incendi sono molto ingenti, al momento non sono ancora chiare le cause del rogo. È attesa per venerdì e sabato, quando si svolgeranno gli interrogatori di garanzia dopo l'indagine condotta dai carabinieri che ha portato ai domiciliari 6 persone tra funzionari pubblici e imprenditori, e intanto continuano ad emergere nuovi dettagli. Una bolla di sapone che si risolverà, cioè in concreto se lei va a vedere viene contestato al sindaco di non essersi astenuto in relazione a tutta una serie di acquisti di mascherine. Ma
manca in concreto da quale atto lui si avrebbe dovuto astenersi. È questo che manca nella costruzione della Procura di Venezia. Manca l'indicazione di quale atto egli avrebbe compiuto e dal quale avrebbe dovuto astenersi. Il giro di mascherine scoperto dai carabinieri di Venezia, messo in piedi dall'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni insieme al fratello, gestore della Fragomeni Group, finirà in una bolla di sapone, secondo il suo legale. Poi parliamo anche di acquisti di fatture per 488 euro, cioè stiamo parlando anche di cose veramente minime sostanzialmente. Quindi io credo che di questo reato eventualmente avrebbero dovuto rispondere tutti i pubblici amministratori d'Italia. Se andiamo a ripensare a quell'epoca in cui c'era questa ricerca spasmodica delle mascherine, penso che tutti quanti dovrebbero rispondere sostanzialmente. Ma per la procura in ballo non ci sarebbe solo la questione delle mascherine. A Fragomeni si contesta anche di aver sottratto buoni spesa Covid riservati alle famiglie in difficoltà. Una vicenda per cui sarebbe stata coinvolta anche la moglie. Secondo gli investigatori, infatti, l'ex primo cittadino si sarebbe appropriato di una cinquantina di buoni del valore di 10 euro ciascuno, per un totale di circa 500 euro, che avrebbe poi speso con la consorte nel Natale del 2021 in alcuni supermercati del Padovano e di Santa Maria di Sala, motivo per cui sarebbero entrambi indagati con l'accusa di peculato. Il GIP però non ha ritenuto che per questo reato fosse necessario emettere una misura cautelare. Intanto l'attesa è per venerdì e sabato, quando si svolgeranno gli interrogatori di garanzia. Un avvocato padovano al vertice del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, è il nuovo vicepresidente. Proclamo quindi eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura il consigliere Fabio Pinelli. È l'avvocato padovano Fabio Pinelli, nuovo vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, indicato dal centro-destra, della Lega in particolare, dopo un testa a testa con Roberto Romboli, costituzionalista indicato dal centro-sinistra. Pinelli ha avuto la meglio alla terza votazione con 17 preferenze a 14. Pinelli. Poi, dopo l'elezione, l'augurio del presidente Sergio Mattarella e il primo discorso di Pinelli, che vuole essere credibile e trasparente nell'interesse del Paese, con l'ispirazione del Presidente della Repubblica. Veramente onorato del gravosissimo incarico e ruolo che mi avete testé riconosciuto. È una grande emozione, mi rendo conto della gravosissima responsabilità. Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese e con la guida e il faro del signor Presidente della Repubblica. Pinelli in passato ha difeso Luca Zaia nel processo sui PFAS, ma anche due noti leghisti come Siri e Morisi. Laureato a Milano, vive a Padova e nelle prime parole ha citato il giudice Rosario Livatino, che a soli 38 anni fu ucciso dalla mafia mentre, senza scorta, percorreva la strada che portava al Tribunale di Agrigento. C'è preoccupazione tra i dipendenti dell'AkzoNobel che hanno manifestato a Scorzè per salvare il proprio posto di lavoro dopo la notizia della chiusura dello stabilimento per delocalizzare la produzione in Svezia. Soprattutto i lavoratori più anziani temono di non trovare un'altra occupazione. Noi siamo uniti, cercheremo di fare il più possibile insieme anche ai sindacati che ci stanno aiutando moltissimo, però è una situazione difficile perché personalmente stiamo vivendo con speranza ma anche ormai un po' di disillusione. Gli affari non vanno male, ma l'AkzoNobel ha comunque deciso di chiudere la sede di Peseggia, le cui mansioni saranno trasferite in Svezia. Tra i suoi 50 lavoratori non è comunque svanita la speranza di un ripensamento dell'azienda o di un nuovo acquirente disposto a rilevare lo stabilimento. Prende però anche corpo la preoccupazione verso un futuro che da giugno si presenta incerto. Non me l'aspettavo così, una chiusura così repentina, si sperava magari in un'altra mobilità perché ultimamente i periodi davano tutti questi segnali, però... Ci sono diversi sentori ma non si pensava alla chiusura immediata dal mercoledì al giovedì. In più ho 2 bambini da crescere di 3 anni, un mutuo non è facile. Tra chi lavora per la multinazionale olandese ci sono anche dipendenti impiegati da qualche decina
decina d'anni e chi è più avanti con l'età e chi teme maggiormente di incontrare difficoltà a trovare una nuova occupazione. E come lo vede il suo futuro? Essendo vicino ai 50 non tanto bello, perché ovviamente si fa fatica a trovare lavoro e la situazione non è delle migliori. Quindi sicuramente dovrò cercare un posto di lavoro che dovrò capire quale azienda, che a una persona che manca pochi anni di lavoro, possa ritenere utile l'assunzione. Vediamo. Io ho 3 figli, sono monoreddito. Ovviamente i figli sono in crescita, mangiano come lupi, hanno bisogno di tutto, vestire, mangiare, gli sport. Non so, non vedo futuro. Era stremato e bloccato vicino ad un canale. Stamane a Verona la presenza di un lupo ha fatto scattare l'allarme. L'animale salvato dai vigili del fuoco è arrivato in città probabilmente dalla Lessinia. A notarlo per primo è stato un residente insospettito dall'abbaiare del suo cane. L'animale sembrava impazzito e il padrone ha capito poco dopo il perché. Quello che aveva inizialmente scambiato per un altro amico a 4 zampe, che si trovava stremato e incastrato tra una pianta e il bordo in cemento del canale, non era un cane, bensì un lupo. Un lupo in città, a Verona, zona di Ponte Florio, a Montorio. Arrivato chissà come, molto probabilmente, dai monti della Lessinia. Superati timore e sorpresa iniziale è scattato l'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia provinciale. I pompieri, dopo aver tagliato la balaustra, sono riusciti ad accalappiare il lupo e lo hanno messo in sicurezza all'interno di una gabbia. Smagrito e in estrema difficoltà, è stato preso in cura dalla polizia provinciale, al lavoro ora per cercare di stabilire se si tratti di un esemplare censito e possibilmente stabilirne l'esatta provenienza, in attesa di farlo ristabilire e liberarlo nelle zone dalle quali è arrivato, movimentando non poco la mattinata in città. E adesso vi raccontiamo la storia di Matteo Crespan, 24 anni di Treviso, allenatore di rugby che ha deciso di trasferirsi per un anno in Mozambico per insegnare proprio a giocare a rugby ai ragazzi della capitale Maputo. Ho una nuova idea, una nuova voglia di andare a esportare il rugby, il nostro sport, nel continente africano. Un'idea che ha portato Matteo Crespan, 24 anni di Treviso, a volare per un anno in Mozambico per insegnare il rugby ai ragazzi di Maputo. Originario di Santabona, un passato nella Tarvisium, Matteo da quando ha 18 anni allena i bambini. 4 anni fa la decisione di trasferirsi in Francia, a Tolosa, per continuare il suo lavoro di allenatore. Ma il giovane vuole provare una nuova esperienza e così, dopo aver parlato con alcuni amici, capisce che la sua meta è proprio il Mozambico. Mi sono reso conto che nel continente africano si poteva ancora fare molto e da qui questa mia decisione di venire ad aiutare i ragazzi qui in Mozambico a divertirsi e a vivere il nostro sport. L'idea è davvero di accompagnare i ragazzi nello sport ma anche nella scuola, quindi appunto lavorare in binomio con la scuola per incentivare il percorso scolastico oltre a quello sportivo. E sì, sono comunque ragazzi che vivono la giornata. Superate le prime difficoltà legate al gran caldo e alla lingua, Matteo si è ben presto inserito tra i ragazzi di Maputo. Sono ragazzi molto semplici che giocano in un campo che è un quadrato di sabbia, giocano scalzi con dei vestiti insomma non tecnici, con dei palloni non della migliore delle qualità, ma si divertono tantissimo. Lo sport va oltre ogni barriera e frontiera, ci racconta Matteo, che finita l'esperienza in Mozambico vorrebbe continuare a viaggiare tra America Latina, Sud-Est asiatico per proseguire il suo impegno con i ragazzi che vivono situazioni difficili. Convincere davvero che lo sport è una strada per il divertimento, per l'emancipazione. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, dunque tempo buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 26 gennaio.
Sul Veneto tanto sole con cielo da sereno a poco nuvoloso, qualche addensamento ma innocuo e precipitazioni assenti, venti a tratti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime in lieve calo, comprese tra -4 e 1 grado, massime invece tra i 3 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento, lo vediamo dalla grafica, con cielo in prevalenza limpido, bora da moderata sostenuta sulla costa. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube bassa al mattino, ma presto in dissolvimento, soleggiato a seguire. Temperature minime sotto 0, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.